La commissione di valutazione dell'impatto ambientale del Ministero legittima i voli su Treviso e riapre un capitolo che il capoluogo riteneva chiuso. Sulla città potrà decollare previa autorizzazione fino al 21% dei voli giornalieri. Ma cosa questo significa sarà ora oggetto di verifica, spiega l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Il nodo da sciogliere è se si tratti di una quota fissa, quotidiana, che significherebbe oltre 2000 voli l'anno, o di una soglia consentita solo al bisogno. Avendo deliberato la Commissione Via Nazionale, recependo la Commissione Via Regionale, dovrebbero essere limitati da fattori da valutare di volta in volta. Rispetto adesso cambierà che è stato fissato un tetto massimo di voli di decolli sopra Treviso, quindi il 21%, ma dobbiamo ancora, rispetto alle carte che abbiamo ottenuto, valutare esattamente quanto e come sarà valutato questo 21%. Per Cassugana in realtà le carte arrivate da Roma contengono una parziale vittoria. Siamo molto felici perché abbiamo visto che la Commissione Via Nazionale ha recepito in toto, lo indica chiaramente, il parere fatto alla Via Regionale su cui noi avevamo inciso in maniera pesante e soprattutto su quello che riguarda i monitoraggi post-operam, monitoraggi ambientali. Questo non era mai stato indicato e quindi è un grande traguardo per Treviso ma per tutti i comuni limitrofi. In più è stata indicata come opera prioritaria la passerella pedonale che ridurrà di molto l'incidenza del traffico stradale davanti all'aeroporto. Resta da capire il significato di quel 21% di decolli consentiti che, se preso alla lettera da ENAC, inficerebbe lo sforzo del comune di far passare i decolli sulla città come eventi straordinari giustificati solo dalle condizioni di vento contrario. La nostra richiesta era stata di limitarli solo alle condizioni climatiche avverse, quindi condizioni particolarissime. Però, ripeto, nella Commissione Via Nazionale vengono indicate le modalità per valutare questi voli e quindi adesso faremo tutte le analisi del caso e in caso proporremo delle alternative rispetto a quello deliberato dalla Via Nazionale.